Ci si pensa con più testa a divertirsi, però in qualche occasione uno si lascia anche andare e si diverte. Oggi più zucca o strega? Oggi più zucca. Tanti ragazzi, tanta gente, un aperitivo lungo e tanta festa. Faremo una serie di aperitivi col buffet e magari riusciremo a fare un buffet arancione in tema della festa. Ma è una bella festa. Ah sì, per me sì. Organizza bene, fare quella roba lì è molto bella, sì caro. Siamo a Sopramonte in un bar e anche qui vediamo qualcosa di particolare. Ci racconta un po' tutto di questi buoni biscottini per questa festa? Ogni ricorrenza festiva noi abbiamo biscotti a tema. In questo caso abbiamo le zucchette di Halloween col cioccolato e la marmellata. Insomma si festeggia, Halloween? Sì, è molto sentito, ogni anno sempre di più. Questa notte di Halloween per la maggiore vanno i denti da vampiro, le cicatrici, il lattice per fare le cicatrici, il sangue finto da mettere sul viso oppure sui vestiti, vanno molto i vestiti da strega per le bambine e le ragazze, i cappelli da strega e anche vanno molto i cerchielli con, come potete vedere qua, delle corna da diavolo. Per un abito, un costume da strega ad esempio, quanto si può arrivare a spendere? Ma va dai 10 ai 20 euro massimo, proprio c'è anche il costume che ha già il cappello dentro, si può comprare solo il cappello da strega e poi mettersi qualcosa che sia a casa, per il cappello si va anche dai 3 ai 5 euro. La notte dei travestimenti, Halloween spopola anche in Trentino con festa a tema e cene tra amici, per tutti d'obbligo un costume spaventoso, più gettonati sono il costume da strega, da vampiro, oltre a denti appuntiti, cicatrice e sangue finto, non mancano anche le corna da diavoletto, le classiche zucche svuotate per abbellire tavole imbandite.